Sono in visita al comune di Agrigento per incontrare l'amministrazione e il consiglio comunale in maniera informale per salutarli e continuerò a farlo fino al 25 di settembre, fino all'ultimo giorno, per recuperare quei comuni che a causa della pandemia non ho potuto visitare. Noi come governo regionale abbiamo pubblicato un bando a sostegno dei teatri siciliani, molti dei quali erano chiusi anche perché privi di risorse pur minime, che so, un impianto elettrico da adeguare, un'uscita di sicurezza, le stoffe non ignifughe. Ecco, abbiamo consentito la riapertura di 130 spazi teatrali in Sicilia. C'è bisogno di luoghi di formazione, c'è bisogno di luoghi di cultura. E un teatro è aperto non solo ai professionisti, lo dico da padre di attore, non solo ai professionisti, ma anche al teatro amatoriale. Quindi l'eleganza, lo stile che ha conservato questa importante infrastruttura culturale riconfermano l'orgoglio di questa città e sono davvero contento. Guardate questa cosa, è una meraviglia, è una meraviglia. Tutto parla di storia qui. Sono veramente contento. E un giorno si parlerà anche del sindaco. No, io sono col presidente. Sindaco, una sua battuta su questa visita e su quello che ha fatto il presidente per la nostra città. Vabbè, non posso essere che contento, felice di avere oggi il presidente qui ad Agrigento. Il presidente è sempre stato vicino alle esigenze non solo mie, ma dell'intero territorio cittadino di Agrigento. Qualsiasi richiesta, qualsiasi intervento che abbiamo voluto, il nostro Presidente è sempre stato sensibile, ha ascoltato le varie richieste e ha anche realizzato qualcosa. Ricordo il costone della cattedrale, quei 24 milioni stanziati, ricordo anche la rete idrica, che sono quasi 50 milioni, che a breve diventerà realtà. Ricordo anche, ora la riserva naturale di Punta Bianca e tante altre opere volute